Torna la preoccupazione nelle 37 case di riposo della provincia di Padova. Aumentano infatti i casi di contagio, che sono 7 tra Padova e Campo San Piero, con decine di tamponi effettuati tra ospiti e operatori. La situazione è sotto controllo, ma complessa, perché in queste ore gli operatori sanitari dell'ULSS stanno ricostruendo contatti e spostamento dei soggetti risultati positivi. In particolare ci sono 6 casi di positivi al tampone in un centro per anziani di Campo San Piero, dei quali 4 sono operatori e 2 ospiti. Tra i 4 operatori sanitari, una è un'infermiera straniera dell'Est, gli altri 3 sono cittadini camerunensi che hanno partecipato alla commemorazione funebre di un connazionale in un parco di Padova, situazione che l'ULSS 6 sta cercando di gestire, rintracciando tutti i circa 200 partecipanti all'evento. Il 7° caso si è registrato nella struttura Alta Vita IRA di via Beato Pellegrino a Padova ed è un'infermiera straniera. Qui gli ospiti sono oltre 300, chiuso il reparto in cui lavora l'infermiera e tamponi in corso. Accertamenti anche per un ospite di una casa di riposo di Conselve. Nelle strutture di Campo San Piero e Padova sospese temporaneamente le visite dei familiari.